I vini veneti sono buonissimi, molto più buono dei veneti. Cioè se i veneti fossero buoni come i loro vini sarebbe il paradiso. Purtroppo i veneti invece sono troppo basabanchi. Non ci stanno i veneti ad essere classificati così, basabanchi, invidiosi, carognette. Sarà anche un genio della comunicazione Olivero Toscani, ma del Veneto sa ben poco, parola di uno che è veneto e la regione la conosce bene. L'ex ministro ai beni culturali, per 15 anni presidente della regione, Giancarlo Galan. Dice i soliti luoghi comuni. Sì, è vero, abbiamo costruito troppi capannoni, ma abbiamo fatto il miracolo economico più straordinario dell'intero pianeta. Qui c'era la povertà, qui si moriva di pellagra, ma lo sa questo Toscani o no? Gli fa eco Marino Zorzato, vicepresidente della regione, che a Toscani consiglia. La prima cosa è un po' di rispetto, male non fa. Poi tocca alcuni argomenti sui quali non è informato. Allora io gli chiedo di prendersi un po' di tempo, di aprire i famosi siti della regione, guarda il nuovo piano territoriale regionale di coordinamento appena approvato, che ha il paesaggio, il territorio come elemento fondante del futuro del Veneto. Orgogliosi di essere veneti, orgogliosi di vivere in una delle terre più belle d'Italia e del mondo, insomma, che sta facendo tesoro degli errori del passato e guarda al futuro. Da Giancarlo Galan, un invito a Toscani. Io pregherei i toscani e quelli come lui, i radical chic, che dalla casa di Capalbio pontificano come se loro fossero immuni da qualsiasi colpa, di utilizzare invece la sua notorietà, la sua genialità per aiutare il Veneto ad essere ancora migliore di quello che è. Orgoglioso di essere veneto? Orgoglioso di essere italiano e fortunatissimo ad essere veneto.